Com'è andata? Bene, bene. Com'è andata ieri? Ieri è andata abbastanza bene. Bene o benissimo? Vabbè, sì, benissimo, dai. Tu sei? Chiara Palumbo. E che stai facendo? Sto tagliando un formaggio chiamato gorgonzola Come lo tagli? a cubetti Servirà a cosa? e questo si vedrà più avanti. Vedi, la serata è lunga. Oggi sì, e forse anche domani. Ah sì? Favoloso. Comunque, sei allegra, sei felice, sei pure bella, proprio mentre tagli tutte cose. Quindi questo è assolutamente augurale. Bellissimo. A che ora sarà lo show cooking? A che ora inizia? Verso le 8:30, 9. Quindi questa è la preparazione per lo show cooking delle 8:30, 9. Sì, abbiamo preparato anche il record della torta, quindi abbiamo preparato i tavoli e tutto, che si Che terrà, questo le stanno facendo. sì, si terrà verso le 9:30 però, 9, 9:30. Perché il record? Cos'è? Perché è la torta più lunga del mondo. La torta più lunga del mondo? A Santa Maria di Licodia, e io ci credo perché vedo già i preparativi, non li facciamo vedere. Non li facciamo vedere, va bene? Non lo diciamo che ce l'hai detto tu. Ma come si chiama? Gliel'hai chiesto? Come si chiama la torta? Come si chiama la Io, Chiara Palumbo. E la torta come si chiama? Non lo so La questa. torta più, La torta più lunga del mondo. E vedo pure queste saranno non si Sì, sa. queste sono le bucce appunto dei fichi d'India che abbiamo lasciato per poi poter diciamo decorare la torta. Ma a te piace cucinare, piace fare quello che insomma. Mi piace soprattutto diciamo ottenere soddisfazione da parte di chi cucino, però possiamo dire che è anche bello mangiare. Ah certo. Sì, sì. Ho voglia di dire. E quindi quello che cucini tu ti mangi. Sì. Complimenti. La scuola è. Ipsia Rocco Chinnici. Infatti, ormai è conosciutissimo il zia Rocco Chinnici, sede di Santa Maria di Maria Licodia. di Ricordia. Infatti. Complimenti. A dopo, ciao, buona continuazione. È proprio mentre c'è Chiara che sta finendo di tagliare il suo gorgonzola, vi incontrate il Presidente del Consiglio. Allora, 5 minuti iniziamo, va E bene? facciamo veloce perché 5 fra minuti di 5 pazienza stiamo iniziando. e si inizia. Buonasera a tutti. Allora, cosa dire di questi 2 giorni, questi 3 giorni? Siamo al secondo giorno. Elegante, fine, una location che vi invito a riprendere, guardate che bella con queste luci, tanta professionalità e tanto buon cibo. Questi ragazzi dell'alberghiero Perché sono ti svelo un spettacolari. segreto, sono anche i miei studenti, perché io insegno all'Istituto Rocco Chinnici di Santa Maria di Licodia. Posso chiederti cosa insegni? Religione. La religione? Vabbè, si vede, ma infatti sono tutti confessati. si Sì, vede, sono proprio. molto buoni. Assolutamente. Sì, sì, sì. Quindi stanno facendo ora il record della torta. Ma non la inquadriamo, non la Non la inquadriamo. inquadriamo. No, per adesso no, dopo. E poi abbiamo fatto video che poi pubblicheremo, ne abbiamo pubblicati già, abbiamo parlato con aziende, veramente ottime aziende di olio, di insomma tante tipologie, la birra, Cannolificio canole, sono tutti del nostro frutta e territorio. verdura. Tremoretti è il nostro territorio, l'Etnatos, tutti di Santa Maria di Licodia. Niente, io me la sto Anche pensando manufatti. di Sì, trasferirmi. sì, 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 sì. Perché veramente qua uno mangia bene. Si vive sta si bene, sta le persone bene. come Poi siamo? abbiamo qua il presidente del Consiglio Comunale, sono pure eccellenti, quindi non possiamo per il sindaco è pure Si può, eccellente. si può. Vi aspettiamo allora. Va bene. Cittadinanza onoraria, io compro. Va bene. Ciao. Grazie.